Oggi ci troviamo a Ortacesus con la sindaca Maria Carmela Lecca, buongiorno. Buongiorno a voi. Questo è il terzo anno consecutivo che con Isula veniamo a Ortacesus. Ha portato dei risultati in questi ultimi 3 anni il progetto Isula per il comune di Ortacesus? Certamente ha portato, dei benefici, sempre in termini di turismo esperienziale che, comunque questi progetti ci permettono di, far vedere le nostre risorse, la nostra cultura cerealicola legata alla cultura, appunto del grano, ci permette quindi di, poter mostrare al mondo le nostre risorse. Il nostro museo ne è appunto un esempio, dove all'interno si può ammirare tutte le tappe della lavorazione del grano e tutta la vita stessa del grano, dalla semina fino alla realizzazione del prodotto finito che è il grano. Questo progetto l'abbiamo potuto realizzare grazie alla collaborazione con Roberto Coparoni, che per 3 anni consecutivi ha realizzato questo progetto da noi. Ci sono altre manifestazioni o ci saranno volte a promuovere il comune? Sì, allora altre manifestazioni sono state realizzate sempre in questo settore, sempre nell'ambito del turismo esperienziale, con un altro progetto con Tregent Experience e altri ancora. Ortacesus è legata alla Via del Pane, e quindi con la Pro Loco si realizza tutti gli anni anche il progetto, appunto la manifestazione La Via del Pane. Il comune con la cooperativa Sugorongiu negli ultimi anni ha lavorato anche al riconoscimento dei piatti tipici del comune di Ortacesus, presentando tutta una serie di piatti come sasimbo a vrita, sasimbo in casada, suvani in dorau, che valorizzano appunto il nostro prodotto, che è appunto il grano. Nei giorni scorsi si è tenuta appunto in questo museo una manifestazione legata appunto al riconoscimento PAT, proprio di uno di questi piatti, che è Suvani in Dorao, e sul quale il comune di Ortacesus intenderà da ora in poi realizzare la sagra intorno appunto a Suvani in Dorao, pane in Dorao, che è un prodotto di scarto, perché si utilizzano gli ingredienti come il pane duro, con prodotti semplici come il latte e le uova. Ecco, d'ora in poi il Suvani in Dorao sarà il piatto tipico riconosciuto appunto con i fondi dalla PAT. Quindi un piatto che era considerato povero ai tempi, tradizionale come panivratau praticamente, giusto? Tipo panifratà, però, fatto in una maniera diversa. Il Suvani in Dorao è il piatto di Ortacesus d'ora in poi. E oltre il Museo del Grano ci sono altri luoghi caratteristici che simboleggiano la tradizione antica? Sì, abbiamo anche altre strutture all'interno di Ortacesus, ma all'interno di Ortacesus possiamo ammirare tante altre, la fonte bizantina per esempio, e la chiesa di San Bartolomeo, e poi anche a Mizza de' Siddi la necropoli punica romana. Benissimo, la ringraziamo per la disponibilità e buona giornata. Grazie a voi.